Lasciate subito un bel mi piace per l'11° episodio della carriera allenatore con il Napoli. Io, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalana, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi siamo qui con la carriera allenatore con il Napoli, ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, siamo arrivati all'11° episodio. Io non voglio spoilerarvi nulla, vi lascio subito con il video, quindi un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, arriviamo a 12.000 iscritti subito e sempre solo Forza Napoli. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con questa partita da giocare in casa, Napoli-Sampdoria. Però raga, prima di giocarla andiamoci a guardare un attimo la posta in arrivo. Allora, partita spostata Lazio-Napoli in Cinefoot proprio. Le scrivo per ragionare sul programma di crescita di Adama Traoré. Ok, allora questa qua la simuliamo. Facciamo gioca solo momenti clou. Dai Napoli-Samp, non possiamo permetterci di fare stronzate. Occasione di cross per il Napoli. Ok, sta solo Benzema là in mezzo, dovrei cercarlo subito col cross buono di testa. Oh, posto, abbiamo perso già la palla, no? La teniamo ancora noi, tiro di merda. Ok, ho perso la palla. Cominciamo, Napoli in contropiede. Ok, già vedo Benzema là. Tagliela. Devo fare attenzione a non perdere il pallone. Kill non la chill, po'. Eccolo, ti ho visto, stai solo tu. Sciattalo, mano. Cominciamo. Sampdoria in contropiede. Mo pure in contropiede della Sampdoria. Già fermato. Mia. No, sono uscito malissimo con il difensore. Chiappavamo gol, Ok, Napoli in contropiede. Dai, sta solo chi stacca, va, l'ha già visto. Ma tagliela bene. Napoli in solitaria. Benzema, dai. Ah, con sinistro. No, non vuole entrare, dai. Dai, 77esimo, dai. Devo segnare adesso. Dai. Sta solo, questo di qua, dai. Ma nessuno si fa per in mezzo. Ma quanto è brutto il fatto che non posso perdere il pallone. Mannaggia, nessuno si fa per. Dai, Benzema. No, ancora nostra, dai. Fuori gioco, mannaggia a me, mannaggia, c'era un cacchissimo fuori gioco, è finita la partita 0-0, 2 punti in merda, una partita inutile. Quando vado a fare questa modalità perdo puntualmente i punti. Allora, altra partita da giocare, stavolta a Firenze con la Fiorentina, però queste sono le semifinali della Coppa Italia, quindi non è campionato e sinceramente comunque vorrei andare avanti in questa competizione. Diciamo, simula la partita e vediamo cosa succede. Buono, dai, parata! Non la segnate, come ha fatto a non segnare? Non lo so, stai solo alla porta. Dai avanti per Benzema, tagliela avanti per Benzema, vai Zielu, bella, dentro per Benzema, bella Zielu, dentro dall'altra parte, trama pure il palo. Ok, Di Lorenzo, Benzema, bella dentro, Benzema, ha parato Portier, calcio d'angolo. Ok Mario, ok, dentro, gol. Afammuc, Traoré, questa attenzione, se non la Fiorentina, bella, grande Navas. Non mi piace gol, 1-1, Saponara, palle dai, vai, bella, mettila dentro. Afammoc Benzema 1-2 subito al 50esimo subito. Attenzione, bella Kim. Vai. Benzema, bella, se era solo davanti al portiere. Fuori. Buona dentro per Mario. Mettila dentro. Capigliato portiere, che ha preso il portiere. Buona, anch'issa dentro. E arriva il 3-1. Vamos, Traoré. Dai, mancano 10 minuti. Teniamo e ci portiamo a casa sta semifinale, ovviamente con gol di Pasalic, perché ci dovevano stare gli ultimi 7 minuti così di cacatorio sotto. Mi trovo. Buona, tira e fuori. Dai, voglio attenzione, manca un solo minuto di recupero. Ultima azione, finisce qua 2-3 per il Napoli a Firenze in questa semifinale di Coppa Italia. Ok, di ritorno da Firenze, vittoriosi come sempre. Abbiamo ora in campionato Monza-Napoli. Ok, gioca la partita. Anche in questo caso vi dico la verità, raga, la vorrei simulare, però stavolta faccio la simulazione veloce, a Comoveno. Dai, col Monza, simulazione veloce subito. 4-1, disintegrati. Doppietta di Benzema, Zielinski e l'altro gol che non mi fa andare sotto, eccolo qua, Anghissà, perfetto, mentre Pessina aveva fatto il gol del momentaneo 1-2 al 47esimo. Bene così, altri 3 punti col minimo sforzo, perché chiaramente non ho ancora giocato nessuna partita. Allora, adesso abbiamo un'altra partita, sempre in casa, Napoli-Bologna, raga, io vi dico la verità, anche in questo caso vado a simulare direttamente la partita. Ok. Bella tira, se davanti al portiere, grandissimo gol, bella. Grande Politano, bravo. Mamma mia, bella palla, dai, se era solo. Dall'altra parte ancora Politano, sta mangiando gol. O meglio, il portiere l'ha parato, calcio d'angolo, vediamo. Niente, un tiro da fuori, niente, batti e ribatti, tiro da fuori. Palla in mano al portiere. Riparte il Bologna, attenzione, riparte il Bologna, attenzione, Vaglio, che buco in mezzo all'area. Grande Navas. Kbara, vai, puntalo. Passala, bella. Buona dentro la palla, Kbara. 2-0 alla mezz'ora. Bella per Benzema.
Benzema, grande, bella palla dentro. Guarda, sta dall'altra parte, o tiri o la passi. Niente, il portiere ha fatto un miracolo comunque. Dai, un bel cross, dai, mettila dentro. Buona per Benzema, tiro. Parata del portiere. Attenzione, bravo Mario, che chiude. Bella palla dentro. Benzema, vai, ancora Mario. Bella dentro per Zielinski, da solo davanti al portiere. 3-0. 3-0, aiù. Andiamo direttamente al risultato finale. Stavamo 3-0 e 3-0 finisce. Ok, giallo solo nel finale per Di Lorenzo, ma va bene così. Ok, adesso invece tempo di Champions League. Abbiamo la Champions, si vede anche dalla grafica. Abbiamo anche una mail qui dalla Repubblica Ceca. No aiù, quando si tratta di nazionali me ne sbatto veramente. Avanziamo, abbiamo il Francoforte. Abbiamo il Francoforte negli ottavi di finale in casa. Sapete che non ricordo l'andata quanto è finita? All'andata è terminata 2-0 per noi, quindi abbiamo già 2 gol fuori casa. Saltiamo la conferenza, giochiamoci direttamente la partita. Ah, bello, ci siamo. La musichetta della Champions, Napoli-Francoforte, gli ottavi di finale di questa Champions League di ritorno dopo il 2-0 dell'andata. Bella Traoré, mettila subito dentro per la testa di Kvara dall'altra parte e subito a porta vuota l'1-0 dopo 4 minuti di gioco di Karim Benzema. Vai Benzema dentro, ancora per Zielu, la palla dietro per Zio Franco, ma guarda là, va. E ancora una volta il recupero del capitano. Bella Gavi dentro per Benzema. Quest'altra parte bella Traoré. Sarà solo davanti al portiere, Traoré. Sarà solo davanti al portiere e non sbaglia. Traoré, Atama Traoré. 15° minuto, 2-0 per il Napoli. E il totale lì sopra si fa abbastanza pesante. 4-0. Avanzata del Francoforte. La mette dentro, colpo di testa. Nulla di fatto per lo spettatore non pagante Navas. Traoré proprio ampie falcate. Traoré tiene proprio un motorino in decotion. E quando lo firma il Traoré? Quando lo firma il Traoré? Ma nessuno si fa vedere. Però bello il capitano. La mette dentro. Se da solo. No, di testa come zoom. Recuperiamo. Non devono fare nessun gol. No, buco centrale da quest'altra parte. Bella Navas. Risponde presente. Sta da solo questo. Non facciamo tirare. Show. No. Non andiamo in panico, vai giù, ok. Altra parata ottima di Navas. Bella sponda, mamma mia. Benzema proprio top di gamma. Guardate qui che palla che gli mette sulla corsa di Traoré. Traoré per la doppietta. Traoré per la doppietta. Il portiere la para. Bella. Vabbè. E mi dispiace per questo terzo golletto. Valla più abbascia porto putti. Bella capitano. Bella palla di Traoré per Di Lorenzo. Touch vist Benzema però o scatti. Ah, ma tanto ci abbiamo a più stessi, dice Benzema, ok? Ok, e stiamo a 4 ragazzi, 4-0, in totale 6-0, aiuto. Adesso andiamo direttamente al risultato finale perché veramente l'abbiamo distrutti in game. Andiamo al risultato, vediamo, 4-1, solo Guz nel finale riesce a fare un gol all'89esimo e quindi andiamo ancora avanti. Quarti? Allora, di ritorno da questa partita vittoriosa, vediamo un attimo in posta i giocatori che saranno impegnati con le nazionali. Abbiamo avuto il premio del torneo in denaro 9.600.000 godo. Abbiamo Lazio-Napoli. Io a questo punto me la rischio, la simulazione veloce, vai, me la fotto proprio, vai. Godo 3-1. Kvaratskhelia e Benzema al 36esimo. Per loro aveva segnato Pedro al 70esimo, ma non basta. 3 punti, 3 gol e tutti a casa. Bene così ragazzi. Meno male che queste simulazioni ci stanno aiutando. Almeno comunque mi riposo un attimo proprio a livello pure che in mana. Allora abbiamo Napoli-Cremonese, ma ho già dato un'occhiata a quello che verrà dopo e ho anche già visto chi sarà l'avversario dei quarti. Quindi raga, io vi dico una cosa, Napoli-Cremonese la andiamo a simulare anche in questo caso. Facciamo la simulazione veloce e poi dopo ci giochiamo il quarto d'andata di Champions e perdiamo qualche punto. Chiaramente non è che ci possono andare tutte quante bene le simulazioni. Qui Zielinski fa la doppietta, però Zani Macchia risponde con altrettanti gol e quindi finisce 2-2 con la Cremonese. Quindi ecco qui il nostro avversario, i quarti di
di finale Napoli-Bayer Leverkusen. Ovviamente ci andiamo a fare la conferenza stampa prepartita, così che carichiamo un po' i nostri ragazzi. Come affronterete la prossima partita? Dobbiamo pensare a giocare bene. Poi, come pensa di preparare questa partita? Vi qualificherete per il prossimo turno. Dobbiamo fare attenzione, sempre coi piedi per terra. Sì, la nostra squadra è in un ottimo momento, riusciremo a dare seguito alle prestazioni ottime. Possiamo fare ancora meglio. Dai ragazzi, non molliamo. Allora, ci siamo ragazzi. Napoli, Bayer Leverkusen, fischio d'inizio, parte tutto. Vai ragazzi, dai. Dai che è buona. Dai che è buona. Bella per il capitano. Mamma mia, quanto è bello quando fa sti sceso, capitano. Mettila dentro. E subito il Napoli, dopo 6 minuti, non vuole sapere niente. Attenzione ragazzi, attenzione a Wirtz. Attenzione a Wirtz. Mamma mia. Oh, attenzione qui, siamo un po' scoperti. Non facciamolo grossa. Rigore. Ah, ho sbagliato l'uscita qua con Di Lorenzo. Pestone. Gol 1-1 al 14esimo. Altra tua discesa. Grande capitano. Dentro di nuovo. Ma no, uguale la stessa azione di prima. Bella. Però ma perché vincono i rimpalli? Cioè io l'avevo presa sta palla. Mamma mia, qui sono stata solo. Vedi, su questa corsia sto subendo tantissimo. Vai giù, sto subendo tantissimo su questa corsia. L'avevo detto io. Sulla corsia di Lorenzo. Non lo so perché, ma ci stanno proprio i buchi. 2-1 per il Leverkusen. Ma l'avevo detto, Dai Dilo, scendi. Bella. Bella palla. Schiattalo. No. Vai Mario, vai, ripartiamo. Bene però. Dai, bene per Kvara. Dai, vai Kvara, vai. Dai. Ultima azione del primo tempo, dai. Ultima azione del primo tempo. Bella, come l'hai fatto fuori bene. Ultima azione dentro. Schiattalo! Andiamo! 2-2. È una cannonata che le Kvaratskhelia. Però bella, l'ha domesticata benissimo col petto. E golasso di Karim Benzema. Bella palla. Vai Kvara. Dentro ancora. Bel pallone dentro. Che bello questo pallone. Schiattalo! Un gol clamorosamente bello. Pazzesco. Oh, ma sempre questi buchi centrali, ma sempre questi buchi centrali. Vedi? No, non facciamoli tirare. Mamma mia, Navas. Non li riesco a chiudere là. Attenzione. Bella. Vai Benzema. Grande. Vai Zilu. Vai, te la sta chiamando Benzema? Bella Benzema, tirati tutti gli uomini da te. Mamma mia, come se li hai chiamati bene. Che gol! Che gol di Zielinski! Si è fatto tutto il campo. Tutto il campo palla a piede con Benzema che si è tirato tutti gli uomini su di lui. Mamma mia, che gol. Bella, dai, un altro gol. Vai Benzema. Finta e tira! 5-2. Oh, attenzione, sembra che la parta là. Portiera Roma, mannaggia. Un treno che punta alla porta. Ah, guarda chi su come me l'ha pigliata. E tava cappigliana da voto, da dritto. Un treno che punta alla porta, palla dentro. E ancora lui. Dedri, Benzema. Devastante questo Napoli, devastante. Oh, ma guarda, è una cosa assurda. Comunque 3 gol gliel'ho fatti fare, oh. Finisce qui 6-3 l'andata dei quarti di finale con Leverkusen, quindi ci vediamo da loro lì e va bene così. E torniamo qui a vedere anche la posta in arrivo. Trovate alcuni giocatori in Belgio, la ricerca in Inghilterra sta per concludersi. Abbiamo anche vinto un premio tecnico del mese. Molto contento raga. Comunque noi ci stiamo avviando alla fine di questa carriera. Ora abbiamo addirittura la Juve, ma qui ci dicono che il contratto di Salvatore Sirigu è in scadenza. La squadra Brighton gli ha offerto un pre-contratto. Farà bene, penso Sirigu, ad andarsene, perché comunque non l'ha mai fatto giocare. Abbiamo Juve-Napoli qui nel prossimo turno di campionato. Allora ragazzi, io direi che possiamo fermare qui questo episodio e sarà questa partita l'inizio del 12esimo.